Eder, Mech, Pallister. Ciao Eder, buon anno nuovo a te e a tutti quelli che ti seguono. Con l'inizio del nuovo anno siamo in grado di darvi come primi in Italia ultima scoperta fatta che suona, come una conferma, e che ci permette di definire passo per passo la strada fatta con Lilli a bordo e la sua. Salita attraverso il parco San Giovanni, verso il Carso e le sue alture. Seguiteci. Si parte! Bene, noi sappiamo che Lilli arriva prima delle 9 a Piazzale Gioberti e che ivi andrà oltre la chiesa e lì sì, perdono le sue tracce e quindi o qualcuno la carica a bordo oppure è lei che sale a bordo di un mezzo. Allora attenzione, perché proprio a quell'ora parte la linea 12 che entra verso il parco San Giovanni Ruogni. Lo percorre confermata, come possiamo vedere nella tabella oraria, esattamente 5 minuti prima del fermo. Lancette delle 9:17 sull'orologio di Lilli. In quel momento temporale Lilli è già scesa dal bus e forse anche chi ha incontrato sul mezzo o chi ha seguito. Il bus avendola vista salire sul bus. Allora cerchiamo di essere più precisi. Ricordate lo scooter con a bordo la donna che la seguiva e che può aver visto salire Lilli sul bus. Ecco, può aver detto al suo mandante che Lilli era salita sul 12. E da lì è facile capire dove andasse.
Lilli è proprio a meno di 5 minuti dalle 9. Inizia 17 il terzo ha raggiunto Lilli nel parco, nei pressi della fermata del 12, il presente. Ecco il posto, zona della fermata del 12, dentro il parco, con il terzo che può averla raggiunta lì una volta informato dalla donna dello scooter. Gli darà la fermata proprio 5 minuti prima delle 9:17, ovvero momenti in cui avrà l'aggressione fisica e sbatte l'orologio. Da lì il terzo può averla caricata a bordo e utilizzando la strada di collegamento l'ha portata su alle grotte. Che sì che, come già abbiamo detto prima, abbiamo tutti gli elementi al loro posto e ci hanno portato al luogo dell'aggressione fisica da parte di chi l'ha inseguita e menata per farla dissuadere dai suoi intenti. Una donna che quindi ha usato la scusa della Wind come sua meta, ma lì non andrà. Ed il terzo l'ha saputo che, grazie alla vedetta, Scooter ha subito saputo anche dove andasse Lilli dopo le 9, tanto da raggiungerla. E tentare con l'aggressione di risolvere la questione, Lilli voleva andar via e non è stato permesso. Ora, seguiteci in questo ragionamento, noi riteniamo che il terzo non avesse tempo per arrivare a piazzale Gioberti. Una volta avvertito dalla vedetta Scooter, ed allora è più plausibile che abbia raggiunto Lilli alla fermata. Il bus, dopo le 9 prima delle 9:17, sapendo dove andasse, ovvero il suo prezioso roseto, perché aveva bisogno di riflettere e pensare lì, il posto del suo, lì, vicino, è stata raggiunta. Grazie dell'attenzione. Buon anno. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.